La bocciatura della proroga delle concessioni demaniali e marittime da parte della Corte di Giustizia europea delinea uno scenario che potrebbe avere risvolti drammatici per l'economia turistica e per l'ambiente del Veneto. L'allarme arriva dal presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. Forse ipotizza c'è chi vuole creare le condizioni per la conquista, magari a prezzo di svendita della nostra ricchezza e di quel paesaggio che la nostra Costituzione vigente tutela. Sulla stessa linea il consigliere leghista ed ex sindaco di Jesolo Francesco Calzavara. È l'ulteriore conferma di questa Europa che non ci piace. Un'Europa che mette sullo stesso piano le coste dell'Adriatico, le coste italiane e le coste del Mare del Nord, che sicuramente non sono oggetto di un turismo così forte che fa dell'Italia una delle capitali mondiali del turismo internazionale. L'Europa impone dunque la messa in gara delle concessioni con procedure inoppugnabili per gli affidamenti, nonostante gli investimenti fatti da molti con la previsione di rientrare negli anni. Oltre alla perdita economica che rischia di mettere in ginocchio molti imprenditori, si prevede un impatto negativo sull'occupazione in un momento non già certo felice. Questa sentenza, che naturalmente dovrà essere approfondita, va in esatto contrasto con quanto ha fatto la Regione del Veneto, cercando di andare a riconoscere gli investimenti fatti dagli imprenditori del mondo del balneare, che nel corso degli ultimi anni ha creato eccellenza nel nostro territorio, continuando ad investire e creando posti di lavoro.